Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali in questa giornata di maratona televisiva dedicata all'emergenza coronavirus. Dalle 12 vi stiamo aggiornando e tenendo aggiornati costantemente sull'evolversi della situazione nella nostra regione. Il bilancio a questo momento è quello di 116 contagiati in Veneto e di 28 persone che sono ricoverate negli ospedali della nostra regione, ospedali sottoposti sicuramente a giorni di grande pressione, e di questo appunto parleremo nel corso del telegiornale. Ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo subito in diretta con la nostra inviata Ilaria Marchiori assieme a Sandro Ponchio, che si trovano nella sede della Protezione Civile a Marghera, dove appunto è stata allestita l'unità di crisi. Buonasera Ilaria. Buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori. Come hai detto ci troviamo ancora qui nella sede della Protezione Civile a Marghera, dove questa mattina a mezzogiorno si è tenuto il tavolo permanente cui ha preso parte la task force di medici, personale infermieristico, rappresentanti dei pediatri, del mondo dei farmacisti, per fare il punto della situazione, per cercare di capire come organizzarsi per avere risposte e anche per fare domande. Si è parlato dell'arrivo di tutti i presidi che sono necessari, in primis le mascherine, e la Regione ha assicurato che arriveranno a breve. Però sono emersi anche tanti altri aspetti, uno fra tutti quello che riguarda la riapertura delle scuole a partire dal 2 marzo, perché il governatore Zaia è stato chiaro, questa sarebbe l'intenzione, non c'è ancora l'ufficialità che con tutta probabilità arriverà nella giornata di domani, però al momento sembra che questa sia l'intenzione, ovvero di riaprire le scuole, quindi di non prorogare l'ordinanza. Un'altra cosa che potrebbe arrivare proprio nella giornata di domani riguarda la riapertura, e questo invece potrebbe avvenire già nel fine settimana, di musei, e anche la possibilità dello svolgimento di manifestazioni di varia natura. Dunque lo ribadisco, già a partire dal fine settimana, però in questo caso è d'obbligo il condizionale, perché lo ripetiamo, fino al momento in cui non arriverà l'ufficialità non si può dire che sarà così, e dovrebbe arrivare proprio nella giornata di domani. Per quanto riguarda invece quanto emerso nel tavolo permanente che si è svolto proprio qui nella sede della Protezione Civile, ci sono alcuni dati interessanti che varrebbe la pena sottolineare, a partire da quello che riguarda l'operato dei medici di base in queste giornate campali, perché hanno voluto evidenziare come siano stati in grado di supportare questa emergenza, dal momento che le chiamate al 118 sono giunte per la maggior parte tutte dopo le 20, ovvero quando i medici di base non erano più in servizio, e dunque questo è stato un dato importante e anche confortante, hanno voluto dire. Un altro aspetto riguarda quello delle videovisite che si vorrebbe attuare, oltre che a quelle telefoniche, proprio per potersi vedere con il paziente, perché ci sono alcuni casi e alcune persone, quindi in particolare anche gli anziani, che magari hanno bisogno di vedere, no, il proprio medico, di relazionarsi con lui in maniera visiva, quindi non solamente telefonica. Quindi anche questa potrebbe essere un'altra cosa da attuare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ma ora sentiamo subito le dichiarazioni del presidente Luca Zaia proprio al termine del tavolo permanente. Il dato di contagiati è 98 contagiati, però è bene dire che è un dato positivo per noi, assolutamente positivo, perché abbiamo avuto un incremento minimale rispetto a ieri di 10 unità, il che significa che questi 98 contagiati sono, prima di tutto, più della metà sono asintomatici, sono persone che semplicemente sono positive ai famosi tamponi fatti, abbiamo fatto 5.300 tamponi. Dall'altro c'è l'altro dato super positivo, che non abbiamo in questo momento una crescita esponenziale come prevista dagli algoritmi, ovvero c'è
cioè sembra che il contagio sia un contagio sufficientemente circoscritto in questo momento. Questo ci fa ben sperare, prova ne sia che vorremmo anche tornare velocemente alla normalità revocando l'ordinanza, o meglio non reiterando più l'ordinanza che scade domenica. Adesso vedremo di capire, fermo restando che poi c'è bisogno sempre di fare un presidio sanitario, prova ne sia che qui anche l'assessore vi darà anche un aggiornamento sul fronte dei pazienti che abbiamo in cura. Io penso che le scuole possano tranquillamente riaprire per quel che ci riguarda, a meno che non ci sia la comunità scientifica che ci dice che ci sia un pericolo incombente. Poi è pur vero che, vorrei ricordarlo, questa è un'influenza, anzi scusi, è una psicosi mediatica a livello internazionale, prova ne sia che dopo poche ore dai casi veneti e lombardi eravamo su tutte le home page e su tutti i giornali a livello internazionale. Ecco, avete sentito le parole del governatore Zaia, ora invece sentiamo quelle dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Io restituisco la linea allo studio e vi saluto. Abbiamo appena aggiornato il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, è salito a 116, quindi abbiamo un incremento rispetto al dato di questa mattina. Ecco, ci sono anche delle differenze, ancora, allora ovviamente mi dice ancora non sappiamo nello specifico da dove arrivino. Sì, in alcuni casi non è ancora stato identificato precisamente il cluster, cioè il punto di origine di alcune di queste persone, quindi ci sono le indagini in corso, appunto valutando i contatti e le frequentazioni di questi ultimi 15 giorni per capire dove è stato riscontrato il contagio. Comunque i dati sono 116, però vorrei ricordare che quelli che sono malati, cioè che hanno bisogno di cure fra ricoverati nei reparti normali di terapia intensiva, sono 28. Ecco, questo lo ricordiamo perché insomma è anche giusto specificarlo. Riusciamo ad avere anche una suddivisione per provincia? Possiamo capire con qualche altro dato in più? I dati attuali per quanto riguarda i cluster sono 51 a Vo in provincia di Padova, 5 a Milano, Venezia 9, Limena 8, Treviso 22, Vicenza 3, anche se a Vicenza stanno verificando perché sembra che alcuni siano associati a cluster di altre province, appunto quelle di Venezia e di Padova. E ci sono 18 indagini in corso su altri casi appunto che stanno per essere valutati a seconda delle frequentazioni, dei collegamenti, dei contatti che hanno avuto in questi ultimi 15 giorni, insomma il periodo di incubazione. Ecco, allora grazie quindi ad Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio per questi collegamenti. Sono ore, dicevamo, difficili ed impegnative soprattutto per il personale sanitario, proprio per questo c'è stato questo importante incontro che ha riunito tutte le categorie del settore sanitario alla unità operativa, all'unità di crisi della protezione civile. Abbiamo sentito il presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, Giovanni Leoni. In questo momento anche a livello di federazione regionale abbiamo esplicitato il problema per quanto riguarda anche l'attività ospedaliera, che ci sia un'attenzione per tutti coloro che fanno anche le attività ambulatoriali e quindi a contatto con il pubblico, quindi sotto i 2 metri della distanza consigliata, di usare le mascherine almeno di tipo chirurgico per quanto riguarda il distacco da potenziali infezioni ad ogni genere e tipo. Infatti è assolutamente necessario preservare il personale, gli infermieri, gli operatori. Anche noi a Venezia abbiamo avuto delle problematiche anche con gli autisti di idroambulanze, che sono delle personalità assolutamente specializzate per quanto riguarda le attività di urgenza ed emergenza. Le mascherine a alto filtraggio sono naturalmente utilizzate per quanto riguarda le attività nelle zone ad alto rischio. Siamo vicini e preoccupati per lo specializzando che è stato ricoverato a Padova dalla geriatria di Treviso e quindi è un soggetto giovane che ha necessità della terapia intensiva. Dei 27 ricoverati in terapia intensiva, l'assessore Lanzarin diceva che sono tutti quanti in ventilazione meccanica, quindi sono con delle compromissioni importanti per quanto riguarda le vie respiratorie. Speriamo che l'evoluzione sia assolutamente positiva. Le mascherine sono state ordinate in numero di 250.000, direttamente il governatore Zaia
spera che la distribuzione sia direttamente entro questa settimana in maniera adeguata. Ci sono, ma non in maniera capillare, cioè, è una distribuzione un po' a macchia di leopardo e abbiamo chiesto che inizi assolutamente dagli ospedali dove ci sono i casi più critici, come quello di Treviso, di Venezia, di Dolo e di Milano. So che comunque in questi ospedali, perché ho chiamato anche stamattina, il personale era dotato ed era già in uso, insomma, per quanto riguarda anche le attività per gli esterni. Ecco, questa dunque è la situazione negli ospedali e super lavoro ovviamente per medici, infermieri, operatori sanitari, quindi grande preoccupazione per loro, ma c'è anche grandissima preoccupazione da parte delle categorie economiche. Settore del turismo, comparto del turismo in ginocchio. Facciamo il punto con il portavoce delle guide turistiche di Venezia, Stefano Croce. Il coronavirus sta influenzando anche le attività economiche degli artigiani? Direi senz'altro sì, si può vedere a occhio nudo, Venezia è deserta, è una situazione che diciamo è un po' lunga nel tempo perché c'è stata prima l'acqua alta che gli artigiani hanno subito in una maniera incredibile, poi un carnevale a metà. Gli artigiani attendevano di rifarsi un po' i bilanci delle loro aziende con il carnevale, invece il carnevale è stato interrotto, forse per certi versi anche troppo tardi, però questo è successo di fatto e adesso questa vicenda del coronavirus rende la città deserta, sembra un paesaggio quasi lunare girare per la città di Venezia. Ecco, questo era Gianni De Checchi, direttore della Confartigianato di Venezia. Sentiamo ora le guide turistiche. Com'è la situazione dal vostro osservatorio? Allora, è un osservatorio interessante perché noi siamo un po' diffusi sul territorio veneziano, parliamo naturalmente della Venezia e delle isole del centro storico. E la situazione è meravigliosa da un certo punto di vista, ma è terribile dall'altro. Meravigliosa perché Venezia ha pochissime persone, è una Venezia bellissima, tra l'altro c'è pure il bel tempo in questi giorni, quindi una Venezia vivibilissima. Dico vivibilissima perché a parte appunto le restrizioni dovute ai cinema, ai musei, alcune chiese, ma è una città veramente piacevole da vivere. Il problema, cioè l'altro lato della medaglia, è che per noi e per il comparto del turismo in genere è una città che non dà più lavoro. Di quanto è calato il volume d'affari? Il mio è calato in modo totale perché le prossime settimane ho avuto tutte cancellazioni. Non è un periodo di altissima stagione, lo sappiamo, però comunque si lavora sempre a Venezia e il futuro a brevissimo è un futuro totalmente di non lavoro. Venezia dunque bellissima per il sole e per la poca gente, ma ovviamente poca gente significa anche economia ferma, economia in ginocchio, deserti anche i luoghi simbolo e quelli solitamente più affollati della città come l'area di Rialto. Abbiamo fatto il punto oggi con Iginio Mascari, portavoce dei commercianti di Rialto. Sentiamo. Sì, dovremmo vedere l'intervista. La situazione a Rialto in questi giorni è praticamente poco differente dagli altri giorni. Ovviamente sono sarcastico considerando che anche negli altri giorni a Rialto lavoro non se ne vede proprio neanche lontanamente. Ovvio adesso si percepisce ancora di più l'assenza della clientela, l'assenza del turista, ovviamente per forza di cose, visto che il coronavirus è arrivato anche a Venezia. I commercianti sono molto in difficoltà.
I commercianti sono molto in difficoltà non solo per il coronavirus, non solo per l'acqua alta, ma per un abbandono che è stato ormai decretato dal Comune di Venezia del mercato di Rialto. Noi abbiamo chiesto solo una commissione che possa lavorare insieme a noi seriamente per ricostruire il tutto, e invece da qualche spalla del nostro sindaco, da qualche consigliere comunale prendiamo dei lamentosi, prendiamo dei populisti, prendiamo anche magari un po' di lavativi da persone che francamente forse non hanno mai mosso un dito nella loro vita. Dovrebbero provare ad andare magari alle 2 di mattina al tronchetto a scaricare casse di ghiaccio e vedere cosa ne pensano di persone che poi lavorano 12-15 ore al giorno. Negli ultimi anni hanno chiuso in diversi qui? Qui stanno chiudendo diciamo mese dopo mese. Ovviamente il commercio è fatto di un rapporto merce, clientela, denaro, e qui a Venezia ormai il territorio sta veramente soffrendo la mancanza di quello che è il commercio tradizionale. La gente grazie ad Amazon e grazie anche ai grossi gruppi commerciali che sono tutti in terraferma non spende più nel cuore della città. Potrebbe essere questa la mazzata finale per il commercio a Rialto? La mazzata finale per il commercio rialtino del mercato millenario di Rialto è già arrivata da anni, ma sembra che tutti facciano finta di non vedere, come le scimmiette, non vedo, non sento, non parlo. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus e alle ripercussioni sul territorio dal punto di vista sanitario ed economico, ma c'è un'altra questione anche a preoccupare in queste ore, riguarda il Mose e i 250 lavoratori a casa che appunto in questo caso salterebbe inevitabilmente tutto il sistema relativo a completamento, collaudo, funzionamento e manutenzione del Mose. E questo infatti l'appello lanciato dai consiglieri regionali del PD Bruno Pigozzo e Francesca Zottis dopo che il consorzio Venezia Nuova ha prospettato ai sindacati 10 mesi di cassa integrazione per tutti i dipendenti, visto che da marzo non sarà più in grado di pagare gli stipendi. Un appello è rivolto anche alla Regione perché prenda in mano la situazione ed assuma un ruolo da protagonista. Ancora cronaca, un pluripregiudicato è stato arrestato a Mestre pochi minuti dopo aver compiuto una rapina. Sentiamo. La sala operativa della questura ha allertato subito la volante in zona dopo aver ricevuto l'allarme e gli agenti hanno impiegato appena 3 minuti ad arrestare l'uomo che armato di pistola aveva appena rapinato una tabaccheria in via Poerio. In manetta è finito un 30enne pluripregiudicato di origini albanesi, già noto alla squadra mobile di Venezia, che lo ha arrestato nel 2008 come responsabile, con un complice, dell'omicidio di una giovane prostituta ungherese, il cui corpo subito dopo era stato gettato da un furgone lungo l'autostrada per Portogruaro. Il giovane era entrato in tabaccheria puntando una pistola, risultata poi giocattolo, alla tempia del titolare, minacciando la compagna e facendosi consegnare l'incasso di circa 1.000 euro in contanti. Le urla della donna hanno però attirato i passanti, che hanno chiamato il 113. Il rapinatore ha tentato la fuga lanciando il denaro per distrarre i passanti e togliendosi il cappello di lana dalla testa nel vano tentativo di confondersi tra la folla. Il pluripregiudicato è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore. Ed i carabinieri hanno arrestato un 39enne di Sandona di Piave accusato di una tentata rapina in tabaccheria a fine gennaio. Il tentativo di rapina in una tabaccheria di Sandona di Piave si era concluso con una fuga precipitosa dopo che il titolare si era armato di mazza da baseball e aveva attivato il sistema d'allarme. In manetta è ora finito un pregiudicato italiano di 39 anni al quale i carabinieri sono arrivati attraverso la dettagliata descrizione fornita dal tabaccaio, rafforzata da un riconoscimento fotografico. I fatti risalgono alle prime luci del 25 gennaio, quando l'arrestato sarebbe entrato nella tabaccheria di via Garibaldi minacciando il titolare con un coltello da cucina dalla lama lunga circa 10 centimetri. Gli investigatori hanno peraltro recuperato e repertato l'arma bianca e il giubbotto gettati durante la fuga. Il 39enne, indagato anche per il porto illegale del coltello, è recidivo per il reato di rapina.
Chiudiamo con una buona notizia. In queste giornate pesanti, avventura a lieto fine per una turista brasiliana di appena 12 anni che grazie all'intervento della Polfer di Mestre è riuscita a ricongiungersi alla famiglia. La bambina, disorientata in lacrime, si trovava nei pressi del binario dal quale genitori e sorellina avevano preso un treno diretto a Bassano del Grappa. I familiari sono stati rintracciati a Spinea, prima fermata utile, dove erano scesi una volta realizzato che la figlia non era più con loro. Nel giro di poco tempo dunque tutta la famiglia si è ricongiunta e la ragazzina ha potuto riabbracciare genitori e sorellina. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo tra pochissimo nel TG di Treviso in diretta in studio il governatore del Veneto Luca Zaia con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Arrivederci.